Siamo con il dottor Beniamino Boscolo dell'Ente Bilaterale Veneto. Allora, chiediamo che cos'è l'Ente Bilaterale Veneto? L'Ente Bilaterale Veneto è un ente chiamato bilaterale per il semplice fatto che interessa sia come azioni sia il mondo dei lavoratori che il mondo delle imprese. Quindi bilaterale perché è costituito dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali per la federazione di riferimento. Ad esempio l'Ente Bilaterale Veneto, le federazioni saranno quelle del commercio, in particolare la Confesercenti per i datori di lavoro, la Fisascat CISL, Filcams CGL e Wiltux Will delle organizzazioni sindacali. E direi che proprio formazione e informazione sono un po' i vostri obiettivi. Sì, il nostro principale servizio è l'informazione, quindi la creazione di convegni periodici, l'invio mensile di una newsletter chiamato EBV Informa, nella quale non solo mettiamo il paniere dei servizi che in questi anni è aumentato di qualità e quantità, ma anche tutto l'aggiornamento normativo, la creazione di sistemi nel mondo del lavoro, di ricerche, informazioni e anche l'elenco magari dei corsi. Siamo con il direttore dell'Ente Bilaterale Veneto Marco Palazzo a conclusione di questa giornata dell'epilogo del progetto Next Step. Spieghiamo di che cosa si tratta. Next Step è un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo con il partenariato della Provincia di Venezia, del CESCOT Veneto, della Cooperativa Sestante e della Confesercenti del Senegal di accompagnamento e inserimento lavorativo a immigrati residenti nella Provincia di Venezia. Abbiamo coinvolto complessivamente 93 immigrati e li abbiamo accompagnati in un percorso di alfabetizzazione linguistica e di informatica e di sicurezza e in azioni di affiancamento e di accompagnamento nell'inserimento lavorativo. È stato un progetto che è durato 1 anno e mezzo e si conclude a fine luglio. Questo era un po' il convegno finale con il quale abbiamo voluto presentare un po' i risultati del progetto, che ci ha permesso tra l'altro di attivare un portale di incrocio domanda-offerta di lavoro che è italianjob.it, che continuerà anche oltre la durata del progetto e ci ha permesso di offrire dei servizi alle imprese in termini di ricerca e selezione del personale selezionato e qualificato. All'interno di questo convegno si è parlato anche della situazione del mondo del lavoro e dal vostro osservatorio privilegiato che tipo di informazioni avete in questo senso? Allora, ovviamente non possiamo nasconderci che è una situazione di difficoltà, forse in particolar modo per i nostri settori, il commercio e il turismo, perché l'anno scorso tutto sommato sono settori che nonostante la crisi sono riusciti abbastanza a tenere il passo nei confronti di una situazione così difficile. La situazione soprattutto da un punto di vista occupazionale sta un po' peggiorando per i nostri settori, anche se prevediamo che per fine anno ci possa essere un minimo di ripresa, ma l'uscita dalla crisi sarà sicuramente molto lunga e non semplice, per cui bisogna attrezzarsi a gestire questa situazione ottimizzando i tempi, ottimizzando le risorse in modo tale da uscirne anche più rinforzati di prima, perché le imprese che sono riuscite ad ottimizzare si sono resi conto che tutto sommato la crisi gli ha permesso di rinforzarsi perché hanno migliorato la loro qualità di servizio.